Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi è il nostro ospite, il presidente della Confcommercio, Antonio Paoletti, che ringrazio per essere appunto venuto nei nostri studi. Abbiamo parecchi argomenti di cui parlare, però quello che sotto certi aspetti incombe è il concerto Buon Anno Trieste, che è in programma il giorno dell'Epifania, come ormai tradizione, e che quest'anno presenta un programma che dovrebbe catapultarmi là, ecco, insomma, sicuro, per quanto... sicuro. Allora, intanto buon anno a tutti, buon anno a tutta la redazione, buon anno ai Tele4 spettatori, nel senso di tanti spettatori di Tele4, non vorrei essere frainteso, ne avete tanti e di questo ne sono felice. Sì, quest'anno noi presentiamo un programma innovativo, in Italia non si è mai visto, si chiama Aria, questo spettacolo. Io ho avuto la fortuna di vederlo in una proiezione di un grande meeting quest'autunno, fine settembre, in Sardegna, riservato per nel mondo della Confcommercio. Mi è piaciuto talmente tanto che questo qui lo voglio portare a Trieste. E allora ci siamo messi in contatto con gli organizzatori, abbiamo trattato, visto e parlato, alla fine Aria viene a Trieste. E di cosa si tratta? Beh, intanto lo facciamo al Teatro Rossetti il giorno 6 gennaio alle ore 20. Monteremo un mega schermo ai LED di circa 12 metri per 5,5 d'altezza, dove verranno proiettate i spezzoni delle scene più particolari dei film più famosi del mondo, da Mission Impossible a C'era una volta l'America, Il Gladiatore, insomma il Pinocchio, tutti i film che ci hanno lasciato dentro un qualcosa, e mentre si proiettano questi film, per ogni film c'è un gruppo di musicisti, in particolare di archi, ma non solo archi, c'è anche il pianoforte, c'è anche la chitarra, c'è il sax, di professionisti di varie parti di Europa messi assieme per questo concerto con i cantanti lirici, perciò i soprani, perciò i baritoni, perciò i tenori. E l'emozione che ti dà, è il film che fa ricordare qualcosa a noi, con questa musica meravigliosa e questi cantanti, è qualcosa di emozionante. Per cui invito tutti a venire. Vi voglio ricordare che come ogni anno noi facciamo beneficenza, e per cui quest'anno avremo due società di cui faremo la beneficenza. Una sarà la Maruzza, l'associazione Maruzza, un'associazione, abbiamo voluto mettere un po' in risalto due associazioni poco conosciute, ma molto utili, molto in gamba in diversi settori. Maruzza si occupa di sostegno alle famiglie di bambini e di ragazzi terminali, per dare ospitalità, per assistere queste persone, questi giovani ragazzi e ragazze, dare un po' di respiro alle famiglie, per l'ospitalità, per tutto quello di sostegno in pratica. Ed è un lavoro che fanno veramente meritorio, per il quale vale la pena conoscere e vale la pena aiutare. E l'altro sarà l'associazione che si occupa di basket, si chiama Basket Team, che vuol dire basket insieme, dell'Interclub, che ha creato questa associazione Onlus che aiuta invece tutti i ragazzi e ragazze disabili a praticare lo sport, e in questo caso basket. C'è già un'organizzazione ben organizzata, fanno già dei tornei e lo fanno anche a livello Italia, per cui direi che c'è un'opportunità per tutti, e in questo caso anche poi è anche bello, Presidente, che abbiate scelto due organizzazioni che nella come dire, nella, non voglio dire drammaticità, ma comunque insomma nella serietà della loro missione hanno a che fare con i giovani, insomma, esatto. E in un senso e nell'altro. E nel senso e nell'altro. Beh, guarda, i giovani, sia come Presidente di Camera di Commercio, in questo caso di Confcommercio, per noi i giovani sono chiaramente il futuro, per cui da una parte deve aiutare chi è meno fortunato, lo dimostra anche il fatto che
ci dedichiamo anche a Villa Rossis, no? Sì. Che anche lì c'è un discorso di ragazzi e ragazze che vanno aiutati. E d'altra parte come Camera del Commercio, lo sviluppo del mondo nostro, del settore, dello sviluppo dell'economia locale è proprio quella che incentivare i giovani a fare delle cose. E su questo parleremo dopo magari. C'è anche quest'anno, no, la consegna delle rose. Sì. Dovete sapere, mi scusi, questa della consegna delle rose d'argento, eccetera, è uno dei segreti che rimane fino alla fine. Cioè, altre cose, insomma, bene o male, per altri riconoscimenti, qualche cosa si capta, eccetera. Questa delle rose è non so come riuscite. È tassativo, sono 42 anni che facciamo il concerto, ma che diamo le rose sono circa un 25. E che diamo le rose di cristallo è con il mio avvento, per cui sì, parecchi anni. Non dire è uno dei segreti meglio. Però sia chi li riceve, che chiaramente è contattato molto prima, no? Sì, che lo staff che lavora con me attorno... Non filtra niente. Non filtra niente, per cui lo sapremo, avremo 2 rose d'argento, 2 rose di cristallo. Voglio ricordare che abbiamo messo il biglietto a un prezzo di 15 euro, ma che va tutto in beneficenza naturalmente. Ci saranno delle buste, se qualcuno vuole mettere qualcosa di più o altro potrà farlo. E direi che anche questa volta, come è stato tantissimi anni fa, quando ho portato il musical a Trieste per la prima volta a Rossetti, che ne abbiamo già parlato tempo fa, anche questa volta c'è questo spettacolo che secondo me, usando l'intelligenza artificiale, usando le tecnologie innovative e la musica tradizionale suonata da musicisti professionisti e da cantanti professionisti, in grado di mettere la tecnologia con questi mega schermo e l'umano che suona e che accompagna. Perché non è soltanto un concerto di musica da film, che insomma questo non sarebbe una novità, perché insomma è anche il fatto che si vedono anche le immagini stesse dei film, e questa è la cosa... È la cosa che ti prende, no? Ti prende, non dica a me che insomma di ecco, queste appunto, cose... Tu sei amante del cinema, lo so benissimo. E allora invito tutti a venire con noi, poi ci sarà la sorpresa appunto delle rose d'argento e di cristallo, una bella serata. Inizio ore 20:30. Inizio alle 20. Ok. Alle 20, inizio alle 20, mezz'ora, 40 minuti di premi che consegniamo le rose e di miei saluti, che saranno dei saluti come sempre molto brevi, e poi inizia lo spettacolo e continua per un'ora e mezza e insomma, alle 10 è finito tutto, per cui direi che è una cosa possibile. Ecco. Allora, approfittiamo della presenza del presidente di Confcommercio anche per parlare un pochettino del settore, no? Intanto cominciano i saldi. Sì, parliamo anche dei mercatini un momento prima. Sì, no, giusto, parliamo dei mercatini, andiamo per ordine. Siamo alla fine, voglio ricordare anche che come Confcommercio Trieste, attraverso Terziaria Venezia Giulia, oltre ad aver organizzato per il Comune di Trieste il mercatino di Natale qui a Trieste, abbiamo organizzato anche il mercatino di Natale a Gorizia, sì. un esperimento iniziale, e a Gorizia abbiamo anche lì usato l'intelligenza artificiale creando un discorso di video mapping dove viene proiettata sulla facciata della chiesa di Sant'Ignazio la storia di Sant'Ignazio, dove a un certo punto Sant'Ignazio esce dalla chiesa, si muove e parla e spiega tutta la storia dei 300 anni della chiesa di Sant'Ignazio, così come poi si racconterà la storia delle monache orsoline che hanno creato a suo tempo la scuola dei merletti, famosa, dal 1700, ancora oggi fanno i merletti, ogni merletto è diverso dall'altro, e c'è un bellissimo negozio e c'è una bellissima casetta nel mercatino di Natale di Gorizia, e poi parlerà della Gorizia antica, pratica, e poi tutta una serie di immagini così prodrome al 2025 Capitale della Cultura Gorizia, Nuova Gorizia. Per quanto riguarda Trieste, il mercatino è andato molto bene, la gente ha apprezzato, e anche questi giorni, anche oggi se vogliamo, fra l'ultimo dell'anno e l'Epifania, al 7 si chiuderanno, c'è pieno di gente, che i turisti specialmente, perché sappiamo che abbiamo, poi entriamo nel discorso
del commercio, abbiamo turisti, un Trieste quasi sold out in questi giorni, basta vedere la città come è animata, e per cui avere il mercatino che continua fino alle 7 è uno sforzo che abbiamo chiesto a tutti gli ambulanti, perché stare un mese lì, Sì, Bosazzi non è proprio sì. ogni giorno in piazza, pioggia, non pioggia. Il tempo è stato abbastanza clemente, per cui positivo, e per cui i mercatini, tra l'altro l'abbiamo detto anche l'altra volta, ma voglio ricordarlo, che siamo entrati nei 10 mercatini più importanti, i più importanti nazionali, dove noi, oltre ad essere nazionali, siamo anche stati messi nel giro dei mercatini dell'Alpe Adria, per cui Trieste, Ho capito. Klagenfurt, Villacco, Lubiana. E quindi poi è già una tradizione anche È quella. già l'unico mercatino sul mare, se vogliamo. Tra l'altro anche questo una città non di è... mare, non di montagna, che è molto caratteristico. Allora, ecco, per esempio, vediamo se riusciamo anche a collegare le due cose. Laddove quella dei mercatini è appunto una tradizione che si sta cementando di anno in anno, perché insomma poi vero è che i turisti magari li apprezzano in un modo, ma è anche vero che anche i triestini poi aspettano i mercatini per tutta una serie di cose, ed è una tradizione che appunto si va consolidando. Quella dei saldi è una tradizione che forse ha bisogno di essere in qualche modo rinnovata, ha bisogno di un, come posso dire, di un po' di, tanto per rimanere di un po' di benzina in più probabilmente. Sì, direi di sì. Guardi, ha centrato il tema, è un tema che ogni qualvolta cerchiamo di sollevarlo, abbiamo i pro e abbiamo i contro, no? Ma giustamente, come dice lei, bisognerebbe un po' innovarlo, stiamo innovando tutto a livello... Sì. Allora, partiamo i saldi avevano un senso anche quando le stagioni erano le 4 stagioni. Sì, questo è anche vero. Sì, Noi sì. non abbiamo più le 4 stagioni. Parlavo prima con un tecnico qui di Tele4 che mi ricorda uno spettacolo che avevamo organizzato a Rossetti proprio per Buonanno Trieste, sì, con Lopez, Solenghi e l'altro Lopez, Solenghi e Marchesini ancora. Marchesini, c'era ancora Marchesini, e hanno fatto tutta una serie, come dire, io lo chiamo la pantomima, ma non era pantomima, hanno fatto una serie di spettacoli puntando e non ci sono più le mezze stagioni. È diventata famosa poi, sì, no? sì. Allora pensiamo già quasi 20 anni fa non c'erano più le mezze stagioni. Per cui noi arriviamo con i saldi, i coi nei negozi sono pieni di roba invernale. Sì. Perché se guardiamo anche quest'anno, senza andare l'altro e ogni anno indietro, fa caldo. Per cui comincia a far freddo e comincerà la prossima settimana, farà freddo in pieni saldi farà freddo. E lì si venderanno finalmente i capispalla, i cappotti, le giacche pesanti, i giubbotti, i pantaloni pesanti, sono tutte quelle cose che la persona, se non ha freddo, se non sente l'aria gelida, usa quello che ha e vedrò, farò. Per cui qui c'è bisogno di una legge nazionale che faccia due cose, che sposti i saldi in avanti, quelli di gennaio a fine febbraio, a metà febbraio, capito, quelli di luglio a dopo agosto, dopo il 16 agosto, dopo Ferragosto e così via, ma nel contempo che blocchi le vendite promozionali a ridosso dei saldi. Perché quello è l'altro discorso. Perché qui vediamo che prima dei saldi, quest'anno addirittura prima di Natale, 15-20 giorni prima di Natale, tra fine novembre e i primi di dicembre sono già cominciate le vendite promozionali. E questo non va bene, perché poi il negozio deve fare magazzino, deve acquistare le merci, c'è una stagione prima. Adesso, in questo periodo, subito dopo a gennaio, compreranno già per l'inverno 2024. Sì, certo, quello per la primavera è stato già comprato, così come per l'estate 24 è stato già comprato. Le fabbriche producono sul venduto, sì, perciò i negozianti devono fare i magazzini e poi sono loro a pagare le ricevute bancarie. No? Per cui ora, modificando un po' a livello nazionale, io di questo mi sono già fatto, mi farò ancora più portavoce nel Consiglio Confederale di Confcommercio, per cercare insieme ai colleghi, per capire perché non si può fare a regione, abbiamo già fatto una volta, la regione una volta ha legiferato
che ha spostato i saldi, mi sembra il 6 febbraio o il 7 febbraio, non mi ricordo, un flop. Perché la gente, i saldi del Veneto, andavano in Veneto a fare i saldi. Sì, certo. Perché la gente è così, siamo fatti tutti così. Insomma. Per cui stiamo portando avanti una rivisitazione delle date, però bisogna fare il relazionale, se no non serve a niente. Noi non abbiamo anche, no, c'è da dire anche questo, il concetto dei saldi italiani non è nemmeno lontanamente paragonabile al concetto di saldi che hanno per esempio in Gran Bretagna, dove lì penso che esista ancora, insomma, si verificano ancora episodi di gente che si accampa di notte davanti al negozio prima che apra, perché lì poi il saldo è a livello del 90%, cioè questi poi corrono come forsennati per accapararsi. Noi non abbiamo questo... C'era da noi sta roba. C'era? C'era. Non mi ricordo. No, da noi i saldi, quando i saldi erano attesi come la manna, Sì. C'erano già le file al mattino che iniziava i saldi davanti ai negozi che vendevano i marchi interessati, no? Cioè quelli che sono i marchi, le firme famose. Quando partivano i saldi la gente già faceva la coda per entrare perché aveva già individuato cosa voleva comprare. E lì c'era la corsa a tirarsi via da mano. Ah, c'era anche da noi. Lo vivevamo anche noi qua a Trieste, tempi che furono. Non ero ancora... Non stavo ancora attento. Sì. Tra l'altro, già che ci siamo, allora ribalto un attimo la mia scaletta perché parliamo anche di questo. Per quanto riguarda, per esempio, non so se già ci sono dei dati che hanno a che fare con le vendite sotto Natale, eccetera, però insomma l'inflazione si è fatta sentire in qualche modo, cioè ha un po' condizionato, se non addirittura modificato le abitudini, oppure diciamo magari la gente ha speso meno e meglio? Ma diciamo che allora, nei saldi la gente sta attenta, no? Ok. I regali di Natale sono andati bene, però sempre regali utili, soprattutto utili, e di una spesa media che va dai 20 ai 60-70 euro massimo. Questo è il tipico regalo che si fa anche fra parenti, eccetera. Poi alla fidanzata, alla moglie, al figlio, si sa che ha bisogno di un qualcosa di particolare, si va l'occasione per regalargli quella cosa utile che già aspettava. E questo è... Però il problema sai qual è? Che non ci sfugge tutte quelle vendite fatte online. Gli acquisti fatti online stanno chiudendo le saracinesche. Noi vediamo quante saracinesche sono chiuse, di negozi tradizionali che occupavano tanti dipendenti e non ci sono più. Al posto loro arrivano piccoli servizi, piccoli taglio e cucito, servizi di vario tipo. Quando mai si vedevano negozi di termoidraulica in via Mazzini o in via Imbriani o in via Milano? Cioè erano artigiani che avevano la loro bottega artigiana ma non avevano negozi in centro città. Sì. Cioè il mondo sta cambiando ed è già cambiato. Difatti la campagna che Confcommercio ha fatto per Natale e farà per tutto il 24, dico, acquisto sotto casa perché amo la mia città, perché la città dà luce, perché poi le vie sono illuminate, già abbiamo le periferie chiuse. Questo è un problema, il mio slogan è sempre quello, se fate 5 acquisti online in un anno, ma se ne fanno molti di più, almeno la metà, un terzo fatelo nei negozi, dove avete assistenza, sicurezza e trovate anche un'accoglienza e anche una scelta, perché più scegliamo di là, meno troviamo di qua, è sempre così, sì, no? Sì. E questo è un tema. Però le vendite a Trieste, caro Bosazzi, non sono andate male quest'anno. E sa perché non sono andate male? Perché il turismo la fa da padrone. Noi abbiamo delle statistiche che dal 65 all'80% in funzione delle tipologie di prodotto o di negozio la fanno il turismo italiano e il turismo straniero, che Trieste è piena, per cui la gente viene volentieri, compra, il turista che ormai a Trieste c'è, ormai è un dato, sì. È andato, perché è un dato di fatto, anche spende, oltre a dormire, mangiare e curiosare, andare in giro, compra anche delle cose da portarsi a casa e sai, quando sei turista
compri più rilassato, dedichi più tempo e ti piace anche fare shopping, insomma. Per cui direi che Trieste sotto questo aspetto Probabilmente anche, siamo positivi. adesso non so, forse è una, come dire, è un commento così magari superficiale. È vero anche che se dobbiamo immaginare un identikit del turista che arriva a Trieste, è probabilmente nella grande maggioranza dei casi proprio un turista che può anche permettersi questo tipo di cose, o non necessariamente. Sì, però con qualsiasi tasca uno, Trieste offre Sì, questo anche, per tutti ed è positivo. Anche Voglio anche sottolineare la grande collaborazione che abbiamo con il Convention Visitor Bureau che abbiamo creato assieme al Comune, questo centro che fa promozione di Trieste all'estero, che va a visitare le fiere all'estero e facciamo, come dire, incami su Trieste. Sì. E anche questo funziona. Noi adesso abbiamo programmato, tra l'altro, nella nota che mi sono fatto, c'è per esempio il turista che arriva, vieni 2 giorni a Trieste e avrai 2 spettacoli, a vedere 2 concerti gratuiti, uno è Aria, il nostro, e l'altro è quello dei Rossetti, che è il giorno 5, il giorno prima di noi, no? Oppure prenota 2 giorni a Trieste e vedi le grandi mostre di Gabou e Van Gogh, e noi portiamo fuori con questo Convention Visitor Bureau sta promozione che sta portando frutti interessanti. Parliamo un po', se ha senso, della geografia del commercio triestino, no? Che credo sia legata poi anche ad altri tipi di movimenti che ci sono stati negli ultimi anni. Io penso, insomma, nessuno 15 anni fa, diciamo 15, forse potremmo dire anche 10, nessuno passando per via Torino da quelle parti 15 anni fa immaginava quello che poi quelle zone sarebbero divenute e quello che adesso mi pare di capire sta diventando un po' la zona intorno a via Trento, eccetera. Secondo lei, mettiamola così, qual è la zona che dal punto di vista del commercio potrebbe nei prossimi anni avere una spinta maggiore? Se ha senso come domanda. Ma come domanda ha senso, no? Noi ci manca di inglobare, se vogliamo, di inglobare nella città ancora quella parte che è la via Carducci, che è Largo Barriera, Largo Barriera e Corso Saba, oltre che via Imbriani, la parte alta di via Mazzini, e poi ci stiamo spostando verso la parte di via 30 ottobre in fondo, di via Trento, per arrivare a via Torre Bianca, che si sta animando di bei negozi, di belle attività, sia in piantareccio sia su strada, sia nei piani servizi. Per cui oggi abbiamo Corso Italia, San Nicolò, Mazzini, qualche via limitrofa, troppo poco per una città come Trieste, troppo poco. Bisogna che e le attività stanno andando già, belle attività in fondo di Corso Italia, anche in fondo via Mazzini. Piazza Goldoni dovrebbe essere un po' rivisitata, riadattata, quella piazza fatta, piace, non piace, ma non accoglie gente. Poi c'è Corso Saba che andrebbe un po' valorizzato con la parte proprio del largo della barriera. Ecco, se noi riuscissimo con via Carducci tutta, che offre, poi c'è la via Battisti, che è una via piena di commercio, abbiamo un viale 20 settembre, che da sempre stiamo cercando di creare un discorso importante, ma lo faremo, perché adesso, e voglio dire anche questo, con i distretti del commercio, che faremo come Confcommercio terziaria, assieme al Comune di Trieste, noi siamo partner, e i distretti di commercio sono quelli che una volta venivano chiamati centri commerciali all'aperto, i centri in via, e allora ne abbiamo uno che lo faremo in centro, uno sarà San Giacomo e uno sarà a Roiano. Perciò insieme al Comune e l'assessore alle attività e commercio, la Serena Tornelli, stiamo lavorando per fare questa attività e questo porterà a valorizzare quelle zone che oggi sono un po' sconosciute. Mi tolgo una curiosità, c'è rapporto fra lo sviluppo, torniamo un attimo sempre su via Torino, via Diaz, È un discorso a parte. Ecco però, ma in teoria insomma, c'è rapporto fra uno sviluppo come si dice, della ristorazione, mettiamola così, e uno sviluppo del commercio, cioè le due cose dovrebbero andare
Come funziona da questo punto di Spiego, vista? allora, da quando è iniziata la pedonalizzazione, Ok. no, in via San Nicolò, e io ero stato appena eletto presidente dei commercianti al dettaglio, non di tutta la Confcommercio, ma dei commercianti al dettaglio. Io lì mi sono trovato, c'era il sindaco che ha iniziato a fare Come questo, ricordo. in piena bagarre. Sì, I miei era una roba commercianti tremenda. mi massacravano per andare contro Illy, contro il comune, che non venderanno più, che le macchine non potranno più girare. E ho avuto il mio bel da fare a tenerli calmi, perché io ci credevo invece nella pedonalizzazione, perché lo vedevo in altre città italiane, europee, in giro per il mondo, e vedevo quanto funzionava. Per cui mi ha avuto il mio gran da fare. Fatta quella, che è durata una vita, perché Sì. poi tu pensavi solo di fare la strada, ma sotto c'erano tutte le infrastrutture, fogni, acqua, luce, Sì, gas, come quello che no. vuoi, che ha portato via tempo. Per cui, come c'è stata la pedonalizzazione, si sono create nuove attività commerciali, di ristorazione e di somministrazione. Come è stato tolto il fumo dai locali chiusi, si è dato vita all'aperto, e queste cose hanno combinato assieme pedonalizzazione e il divieto di fumo nei locali. Cosa ha portato? Ha portato che i fumatori volevano comunque andare al bar, socializzare, ma stavano all'esterno. Perciò si sono creati i dehors, si sono creati i posacenere, e la gente, come ad Anversa, a Bruxelles, in Olanda, in pieno inverno, all'aperto, sotto i funghi, i tendoni, si mangia, si fuma e si beve. Per cui abbiamo avuto, e poi tutto questo si è diviso a zone, la zona che citava lei, Lazzaretto Vecchio, Rive, Cadorna, Diaz, sono fioriti un sacco di attività di ristorazione e somministrazione, di vari livelli, di varie tasche, ed un bene. Tutte le rive una volta, via Lazzaretto Vecchio, erano buie, Grigio, scure, tremendo. grigie, oggi sono tutte zone piene di vita. Sì. Abbiamo visto la pizzeria, l'ultima, la famosa Pino, possiamo anche dirlo, ecco, insomma. cioè lì diceva, ma cosa fa tutti questi posti? Ma ucciderà tutte le pizzerie? Che poi no, non è vero. non ha ucciso nessuna pizzeria, ha una sua clientela, una sua struttura, e ha dato il via un'evoluzione del modo di mangiare la pizza in bei locali raffinati, Sì. o mediamente raffinati. Poi è arrivata Italy, e Italy ha dato altra luce. Io sarei per la pescheria, farla ritornare, pescheria per esempio, il mercato del pesce, che in ogni città, in ogni capitale europea esiste, ha un suo fascino, ma non solo tutto pescheria. Fare quelle attività come sono San Miguel di Madrid, l'ex mercato coperto di Ravenna, di Firenze, ne abbiamo dei modelli dove Poi tu trovi il modello potrebbe all'interno. essere anche tipo Vinopolis a Londra, che è magari un altro discorso, però Adesso lo trovi puoi... un sacco sì. di negozi, Sì, di sì. attività, di somministrazione e di cucina e di bere, ognuno specifico, chi le ostriche, chi il pesce, Sì, chi sì, il sì, salame, sì, chi sì. il prosciutto, chi il vino, eccetera. Per cui a Trieste manca, e non sarebbe male o lì, o tutto il nuovo sviluppo del Porto Del Vecchio. Porto Vecchio. Questo ci vorrebbe una puntata a parte Vabbè, ma per possiamo- parlare di Porto possiamo- Vecchio, possiamo anche fare. perché Porto Vecchio, ve lo dico sempre, bisogna fare attenzione, bisogna far diventare Porto Vecchio la Trieste 2, non la coppia, fotocopia di Trieste. Metterci là dentro quello che Trieste non ha. E allora sì che diventiamo una grande capitale d'area, una grande capitale della nuova Europa come ce lo meritiamo, e ci viene anche riconosciuto. Per cui direi che stiamo molto attenti lì e diamo la nostra collaborazione chiaramente al Comune di Trieste. Presidente, grazie per essere stato con noi. Ricordatevi allora l'appuntamento del 6 di gennaio, il concerto Buon anno Trieste. Si può andare fino Si a... può prendere i biglietti in via Mazzini 22, Ok, ecco. nella sede di Confcommercio da Olli, si possono comprare i biglietti, sapendo già che la cifra che vi chiediamo andrà tutto in beneficenza, vera beneficenza, e vi aspettiamo tutti e vi auguro ancora un buon anno, che guardate, io sono ottimista, lo dirò anche al concerto, per la posizione che siamo e tutto sarà un anno comunque favorevole, nonostante quello che ci gira attorno purtroppo a Trieste e la nostra regione. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Pubblicità, poi cambiamo argomento.
Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, è tornato a trovarci Giorgio Dendi, quindi cominciamo dopo Paoletti, ma cominciamo insomma alla grande. È la prima puntata dell'anno, non potevo mancare. Allora, armonia, diciamo subito, no, perché poi se hai delle cose da sottopormi, sai che mi diverto. Allora, quindi... per l'armonia, teatro dialettale, possiamo stare ancora un po' in pace, nel senso che ci divertiremo tanto a partire dal 13, Cercanome, a Trieste nel 1908. Questa è la prima commedia della rassegna che riprende in ottobre. Quindi adesso stiamo tranquilli e dopo ci divertiremo con tutte le commedie. Abbiate pazienza, io poi sono anche reduce da una forma influenzale. Con questo ti tiri su, Sì, ma era il mio regalo che ti ho fatto, Bosazzi mio. Quindi... Mamma mia, perle ai porci. Ma come ogni anno, anche un po' di anni fa, adesso non so se era proprio l'anno scorso, ti ho portato il mio orologio come regalo, potete tenerlo qui, e il mio orologio per il 2024, che ha le caratteristiche che adesso tu ci annuncerai. Allora, intanto è compreso, praticamente è fatto in modo che le ore siano il risultato di operazioni che hanno solo il 2, lo 0 e il 4. Esatto. Detto un po' male. Bravo, no, ancora un dettaglio in più. Che hanno ciascuna esattamente un 2, uno 0, un altro 2 e un altro 4, quindi non solamente, ho capito, nell'ordine. Non solamente il... vedo adesso meglio, sì. Sì. Qui ho capito. Per esempio, al posto del numero 4 c'è massimo comune divisore tra 20 e 24, 2, 0, 2, 4. Che è il 4. È il 4, ti ho detto che è al posto del numero 4. Dunque... Ci sono alcune un po' complicate, il determinante magari non è, però le altre purtroppo ho dovuto usare il fattoriale, quel punto esclamativo, lo 0 col punto esclamativo, il fattoriale. Che non vuol dire accidenti. Non vuol dire, no, 0 fattoriale fa 1. Il fattoriale in genere vuol dire il prodotto di tanti numeri. Per esempio 5 fattoriale, 1 per 2 per 3 per 4 per 5 che fa 120. 120, bravissimo, 120, spero non si sia sentito il suggerimento, ok. Però 0 fattoriale, c'è anche la dimostrazione, comunque fa 1. Fa 1. Quindi così per esempio il 7... Allora 2 meno 1, 1, più 2, 3, più 4, 7. Esatto. Quello invece basta... Sì, 2 più 1, sì, ok. È il contrario. Ecco, vabbè, forse il 10 è semplice. 20 per 2, 40 diviso 4, 10. E così via, insomma. Ho un po' di paura a chiedere il 2 invece. Il 2. 2 alla 0, quanto fa 2 alla 0? Ogni numero elevato alla 0, tranne 0 alla 0. Fa sempre 1, esatto, sì. perfetto. No, allora scusa, il 2, ho detto male, sì. Che sarebbe... Allora, 2, 0, 2, 4, le cifre ci sono. Meno 20 più 24, quanto fa? 4. 4, le radici? Radice quadrata del 4 e 2. Ho capito. Bosazzi, la prossima volta ti metteremo qui. Bosazzi, non presentatore, ma Bosazzi matematico. Ti porto con me l'11 e l'11, aspetta che vediamo. Allora deve dire per forza 9. Ma dopo questo te lo porti a casa, ti porti tutto lo schermo e lo metti mi hanno regalato in camera da letto. Mi hanno regalato un orologio di fatti per Natale. Così? No, leggermente più semplice. Ancora più semplice di questo. L'11 volevi fare. L'11, allora, facciamo la radice. Deve venire 9 per forza. Sì. Perché no, 2... deve arrivare 11. Sì, ma deve essere per forza 9 in radice. Dentro, sì. Allora vediamo, 0 fattoriale fa 1. Più 2 fattoriale fa... vuol dire 1 per 2. 2. 1 più 2 fa? 1 più 2 fa 3. 3 alla quarta. Alla quarta. Cos'è, 54? No, 3 alla quarta fa 81. 81. 3 per 3 per 3. 3 per radice 3. Quadrata è 81 se 9. Sì, 2 più 9. Sì. 3 alla quarta non occorre neanche fare, perché dopo facendo la radice diventa 3 alla seconda. Perfetto. Vabbè. Perfetto, questo è invece. E questo è il mio regalo, 100 euro, tanto conosci il mio IBAN. Eccoci qua, benissimo, ci scherziamo. Però insomma è un lavoro, ogni anno propongo uno di questi. È più facile, essendo numeri pari, eccetera, rispetto no, questa volta era difficile, perché devo utilizzare solo cifre pari. Allora per questo ho dovuto mettere 0 fattoriale. Ok. E con le cifre pari
resto nelle cifre pari, mi è difficile fare i numeri dispari. Qui paradossalmente i numeri dispari, che per certi aspetti potrebbero sembrare più difficili per tutta una serie di ragioni, sono più semplici, perché se li sommo o sottraggo ottengo pari. Per forza. Se li moltiplico ottengo dispari. Sì. Vabbè, insomma, questo è... Neanche un anno di università non ho fatto tanta matematica come qua con te. E siamo già alla diapositiva numero 1. Eccoci. Comunque non ti ho neanche fatto gli auguri. Grazie. Non so se c'era... festeggiamo... E cosa abbiamo festeggiato? Scusa, oggi che giorno è? Il 2 gennaio? 2 gennaio, abbiamo sì. appena festeggiato il Perielio. Chi? Oggi il Perielio. E sarebbe no, qualcosa... Afelio e Perielio. Oggi è la giornata nella quale la Terra si trova più vicina al Sole. No, allora, guarda, E per questo ci sono solo 8 gradi. Ci sono ben 8 gradi. Roba di geografia astronomica, Scusa. eccetera, e sono le uniche cose che proprio Festeggiamo il 1 gennaio, vuol dire quando la Terra arriva in un certo punto dove era un anno prima, 1 gennaio. Cioè se festeggiamo questa acrobazia della Terra di fare il giro del Sole e arriva in quel punto lì, festeggiamo il 2 che è nel punto più vicino al Sole. Qua proprio qua non seguo, è una mia geografia astronomica, la peggior cosa del mondo. Io cerco Perielio, come si chiama? Perielio. Perielio. Sì. Cosa parliamo? Come Paoletti, parliamo di saldi. Scusa, c'era un ospite poco fa, Paoletti, presidente della Questo Camera di Commercio. invece No, scusa, parliamo di saldi e bisogna avere nervi saldi per fare qua con me. E questo è il nostro amico Livio Poldini, che purtroppo ci ha lasciato, era un grande botanico. E io con i miei amici lo ricordiamo perché lui scriveva su Conrad. Ti ricordi la rivista? Mi ricordo. Ecco, adesso è online. Per cui si può sbirciare, leggere c'è anche qualche articolo mio, ogni tanto se ho tempo scrivo qualcosa che... No, ma mi ricordo di Poldini perché me lo citava molto spesso una signora che non c'è più nemmeno lei, di cui ero amico, è un nome che compariva molto spesso nei nostri discorsi. Sì, ci dispiace, e comunque ha superato i 90 anni, ne aveva di più, adesso 93. non ricordo. 93, ecco, pare che fosse del 30. E quindi bisogna fare i botanici perché anche quello è un mestiere che rende... come gli enigmisti matematici che vivono tanti. Speriamo anche i giornalisti, insomma. E speriamo anche i maghi, perché io faccio parte del gruppo magico, ti porto gli auguri del tuo amico Stefano Martinolli. Sì, ha detto che quando volete potete chiamare. Ecco, questa è la copertina di Conrad, adesso la vedo alle mie spalle e ecco, vedete che continua. Questa insomma è un numero vecchio, però perché, online, perché non è più in stampa. Ecco, ti porto allora i saluti di Stefano del gruppo magico. E se voi, adesso vedo che avete tolto il banchetto, ma se mettete il banchetto un giorno possiamo venire a fare qualche magia, così. Io ho lavorato l'ultimo dell'anno, mentre tu facevi Baldoria, io facevo il mio spettacolino di magia. Io ero a casa l'ultimo dell'anno perché è uno dei pochi giorni in cui mi piace mi piace stare a casa. Beh, allora adesso visto che ti piace rilassarti, un'altra cosa per rilassarti. Gli auguri per il 2024. Allora, io con degli amici ho fatto delle formule, anche questa è un'idea mia, dopo ci sono aggregati altre persone. Per esempio, la prima, 1, 2, 3, 4, cioè 1234, meno 5 più 6 più 789 fa 2024. Vedi che le cifre... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ci sono tutti i numeri, dall'1 al 9, nell'ordine. Alcuni aggruppati per fare per esempio 1234, però con le 4 operazioni possiamo ottenere 2024. Per fortuna non vedo divisioni, almeno... ma dopo ci sono le radici quadrati... Però almeno non vedo divisioni. Vabbè, ci sono... Ecco, se uno... però anche le altre sono tutte quante, sono numeri... Sì, le prime sono leggibili da tutti. Ecco, dopo, per esempio, par strano, ma guarda... cifre crescenti tutti gli operatori ammessi, 1 meno 2 più radice cubica di 45 alla sesta, sembra strano, 45 alla sesta, vuol dire 45 per 45 per 45 per 45, 6 volte, tutta questa operazione fa 2024. Guardatela con la calcolatrice oppure riguardate con comodo stoppando questa puntata, oppure anche sul mio sito ci sono altre formule. Ecco, adesso qua te le ho mostrate così, giusto per... Ma prego. Allora, 1 meno 2.
1 meno 2 Quindi andiamo a meno 1. fa meno 1. E poi la radice terza, radice cubica di 45 alla sesta fa come 45 alla seconda, cioè 2025. Ah, quindi il 3, il 4, il 3 e il 6 si annulla in pratica. Se semplifica. Si semplifica. Si semplifica. Ok. Ecco, sono tutte un po' arzigogolate. Cos'è anche un antilog? antilogaritmo. Mamma mia. Boh, lasciamo perdere. No, ma qua, ecco, adesso possiamo giusto scorrere in velocità, anche dico agli amici in regia se vogliono passare avanti così che non facciamo prendere un infarto qua. Quegli altri però, se torniamo... sì. Insomma, c'è un antilogaritmo anche qua. E qua che differenza c'è rispetto... Qua con le sono le cifre cifre di 2024 nell'ordine, infatti leggi 2, 0, 1, 2, 4. Dopo con le cifre soltanto da 0 a 4 il secondo, c'è uno 0, un 1, un 2, un 3, un 4, Qui. però non in questo ordine e dà comunque con tutte quelle radici fa 2024. con i numeri primi anche. Con i vedo numeri sotto. primi, con i primi numeri primi, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Ma insomma ci divertiamo, noi cominciamo già a metà maggio a fare questa cosa. Manca un numero primo. Chi? L'1. No, l'1 non è numero primo. Ah, non è il numero primo, non viene E considerato poi numero... ho fatto solo i primi. No, non è, non è considerato numero primo. non è che non è considerato, non è un numero primo. Perché? Allora, se fosse primo rovinerebbe tutti i teoremi sui numeri primi. Perché, per esempio, un numero è scomponibile in fattori primi in una sola maniera. Se tu avessi l'1 non sarebbe unica questa scomposizione, questa è una delle motivazioni, però adesso è un po' così anche non forse è il numero pesante, primo. non è il Ero numero convintissimo primo. che fosse... No. Mettete il cuore in pace, sei rimasto male? sì. No, guardate ragazzi, guardate come è rimasto. Sono rimasto poverino. male. No, adesso eccoci. mi rovinerai anche tutte le teorie serata. sulle divisibilità. Sì. No, ecco, insomma, così, giusto per sfogliare, possiamo passare avanti e l'ultima pagina, ecco, ne abbiamo fatte con i numeri di Catalan, adesso è differente, con tutto cifre uguali, vedi? Radice di 4 alla 44esima meno 4 fattoriale. Sono tutte operazioni per cui, ecco, questo ve lo volevo dire, anche se sembra strano, tutte le cose si possono inventare e questo io lo faccio in campo matematico, un altro può fare nel suo campo di interesse. Allora, vedo, ma Sì, forse so dai. anche la risposta. No, anzi è semplice. La risposta è 2024. No, perché non sono essendo numero divisibile per 3, Chi? 2024, e ci sono meno possibilità di... Ma si trova. Ah, ho capito. No, perché vedevo che per 3 e per 6 c'è una sola possibilità laddove Ma non so. insomma abbiamo dove si fatto trova. quelle che con pochi numeri, no? Ok. Boh, possiamo andare avanti, dopo abbiamo fatto anche il quadrato, l'ultimo proprio il quadrato magico, cioè un quadrato che abbia, ecco, gli ultimi due sono quadrati magici, cioè ogni riga, ogni colonna Diventa e le due diagonali danno lo stesso totale, che adesso non ricordo. E sono più insomma, 30, devo pensarci un 49, attimo. E però 65. c'è scritto 2024 da qualche parte vedi che ho evidenziato. Vediamo qual è il numero. Allora, 19 più 30 fa 49. 49 Ma sì, più vabbè, 16. ho altre diapositive. Ti guardi 65, la puntata. Sai che a 78, Tele 4 noi abbiamo la puntata che si può riguardare. Dovrebbe essere 89 più 22, 111? No. 111 mi pare. Sì, 111, bravo. Se no, riguardi la puntata, dopo ti fai dire le credenziali. 22, 28, Ecco, passiamo alla 35, prossima 40. diapositiva. Sì, io neanche lo ricordo cosa 111, ho fatto il calcolo anche sull'altra. Sì, 111. Oddio. Tu vabbè. sai cos'è il Mensa? È quello, delle... Sì, girati verso di qua che abbiamo il pubblico. sì. Ecco. Dei cervelli, insomma. Ma insomma è I un'associazione. cervelloni, Ma insomma. C'è guarda, anche Sharon Stone. Sì, certo, mia collega, perché anch'io ci faccio parte. A me fa anche un po' ridere così questa definizione che hai dato tu dei cervelloni. Insomma, siamo persone normali, ci piace divertirci magari con dei problemi così. Allora mi fa piacere farti sapere che tra la gara tra tutti noi di tutta Italia sono arrivato secondo anche quest'anno. E purtroppo i primi 3 non pagano la quota. E io è già tanti anni che non la pago perché riesco a infilarmi. No, così, volevo dire ai ragazzi, agli adulti ovviamente, chi ha piacere qua mi contatti in qualche modo e faremo il test per essere ammessi. Per il momento il test lo abbiamo fatto qua al nostro Bosazzi. Possiamo scrivere Bosazzi concorrente al Mensa, possiamo mettere sotto. Qual è il termine successivo? Allora noi facciamo tante gare, no? Così strane. Per esempio uno dei test che
così ci siamo proposti, e questo l'ha preparato la nostra amica Alberta Sestito di Roma. Che è Come si speciale. chiama questa? Alberta Sestito. Cosa le telefoni dopo per avere Sì. la soluzione? No, perché allora, qual è il termine successivo? Qual è il termine successivo? 4, 13, 21, 80, 90. Questi 5 numeri sono in questo ordine qui, cioè quello il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, che hanno una certa caratteristica. Allora, Qual è il successivo? Allora, 4, 13, 20... ti dico una cosa, non bisogna fare neanche un calcolo, perché questi sono sì numeri, ecco, e vedi che è fatto in modo da portarti sulla strada sbagliata. Sono numeri, però devi leggerli come parole. 4, 13, 21, 80, 90. Hanno una certa caratteristica. 80, 90. No, qua, allora, Intanto dico di sospendere tutta la programmazione, perché fino a che non risolviamo qua non ci si alza. Allora, 4, magari guarda qui, C, 80, 90 mi verrebbe a dire 100, ma non è sicuro. no, O, T, A, T, A, No, non aveva proprio... N, O, V, A, N, T, A, No, non mi viene in N, mente. O, V, A, N, T, A, Non mi viene in mente. No. T, R, E, D, I, C, I. Guarda, No. guarda. V, E, N, T, U, N, O. No, Cosa sto contando con le dita? O, T, T, A, N, T, A. Parole. No, le parole, Lettere. le lettere. N, sì. N, O, V, A, N, T, A. Quante ne ha? 7. V, E, N, T, U, N, O. Anche 7. E gli altri? Anche 7. E allora qual è il successivo numero? Di là ho visto una bottiglia di champagne, se lo risolvi... 101. No, 101 no, a 8 lettere, Busazzi mio. 91, 92. Comincia con la D. D, U, E, No, non mi... 2000. Ma dov'è però la regola? Tutte, Cioè, sono numeri che hanno, scrivendoli, 7 lettere. E il numero successivo con 7 lettere dopo 90 è appena 2000. Esatto! vabbè. Dino, senti le campane, guarda, le sentono qui. Vabbè, insomma. Come si chiama questa? Alberta Sestito. Alberta Sestito. La trovi Ok. tra i miei amici di Facebook, se vuoi Sì, non so dove la trovo. coprirla anche di in qualche- insulti. Ma no. Oddio. Però scusa, per una serata tra amici. Ah, questa so. Giovinotto, Questa... ehi, sto parlando con te, per una serata tra amici così, tante volte si propongono dei giochi di questo tipo. Questa so. Questa la sai, aspetta, Sono tutti queste quanti parole, nomi aspetta, hanno una caratteristica in comune tranne questa una. la so. Colmo, scarafaggio, diabete, bambù, papero. Bambù. Perché? Perché tutti gli altri contengono il nome di un albero, di una pianta. Vai! Questa... Olmo, faggio, abete, pero, e bambù è l'unica. e bambù no. Signori, abbiamo questa è un po'... un campioncino. Vabbè. Facciamo un altro, dai. Ok. Allora, cambiamo diapositiva. Queste parole hanno tutte una caratteristica in comune tranne una. Ecco, non facciamo giochi di questo tipo, però ci sono anche di questi e ne ho copiati un paio. Ibridi, tenebre, acqua, blu, dondolo, lampada. Allora, sono tutti... Fai con calma, tanto lì c'è il timer di quanto tempo abbiamo a disposizione. Forse blu? No, Forse blu. perché comunque sono tutte quante lettere che tornano. Ibridi, tenebre, sono acqua, A3, 4, blu, acqua, allora acqua, perché tutte le altre sono 3 lettere che ritornano e in acqua sono 4. Dondolo, di, Come o... acqua sono 4? No, sbagliato. No, non mi... Mi sembrava che... Sì, Sì, stavo... Fuchino,
Allora, anche qua non devi pensare al significato delle parole. No, qua sono giochi di, secondo me sono lettere che tornano. Sì, Quindi ibridi, Sì. tenebre anche, blu. Ah, blu non tornano, blu. Non si ripetono. Dondolo, le lettere si ripetono, lampada, no, neanche lampada però. tenebre, No. lampada. Dondolo, ibridi. E c'eri vicino. Sono tutte, no, ma acqua non la acqua. dividi in Do, o, nd, o, lo. lo. Sono tre ibridi, tenebre, dondolo, lampada, sono 3 sillabe, Sì. ognuna con 3 sillabe, però Acqua e blu sono quelle acqua che e blu stonano. sono quelle E che una di stonano. quelle due è quella che non c'entra niente. Allora, Ma mi viene in mente. Sarà acqua, che prima magari l'ho detta così per caso, ma però non saprei. sì, però ci giravi intorno, allora ma te lo que- dico. qual è? insomma. Perché nelle altre parole, fuori che in acqua, c'è una sola vocale, eventualmente ripetuta. Ah, sì. Sì. Tenebre ha delle E, Sì, sì, ibridi sì, le sì, I, sì. blu ha solo la U e acqua ha 2 vocali. Ah, sì, sì. Beh, Come per va? questo mi piaci però. Alla beh. fine. Alla fine, ecco, prima brontolava, no? No, Ma questo chi è è questa che compone questi giochi? Ah, è sempre lei. È sempre lei. sempre Ah, lei. ti piace lo stesso? Abbiamo tempo ancora? Sì, abbiamo ancora 5 minuti. E non mi ricordo cosa avevo. Ah, sì, sì. Oh, mamma E questi mia. sono i test. questi Sono i test d'ammissione. Li ho presi dal sito. Se uno va sul sito mensa.it può vedere un. No, questi mi dà nervi proprio. Questi sono come i giochi con le carte dei Martinolli. Questi mi dà nervi. Boh, proviamo, insomma. Martinolli fa più che altro con le monete, con monete elastici. Sì, monete elastiche. Allora, proviamo a vedere. Aspetta, azzeriamo là il timer così. Sì, qua. Allora, vediamo, nella prima vignetta c'è Un solo quadrato un in solo fondo. quadrato, nella seconda 2 quadrati. e nella terza 3. seconda riga. 2, 3, 4. Terza riga? 3, 4, dovrei trovare una con 5 quadrati. Quindi Oh, esatto. Allora, La E. la E, esatto. Hai visto che ti sembrava difficile, però ecco, io dico che cerco sempre di dare una spiegazione, no? Se uno si mette un po', perché uno magari è sì, tu sei prevenuto, scusa, un po'. No, è più che altro distratto, no? Perché credo sempre che, forse per la mia idea di simmetria, che sia un gioco di simmetria, no? Cioè dico, se il primo ha il quadrato in basso, no? Sì. Allora l'ultimo dovrebbe avere o il quadrato in alto Sì, ho capito. o di nuovo il quadrato. Cioè No, ma una mia idea di. Tu hai detto bene, nella prima riga 1, 2, 3, Sì, nella seconda riga 2, 3, 4, nella 4. terza 3, 4 e 5. Per fortuna c'è un'unica combinazione che ne ha 5. E la Tra E. queste E la 6 E. a disposizione. Sì, per sì, scegliere. sì. E quindi scegli E la E. E. Sì, ed è sì, fatta. sì. Però guarda come sono sistemati. Fai finta di avere l'orologio che scatta. Allora, il primo comincia in basso a destra, Sì. il secondo in basso a sinistra. Sì, Il terzo comincia come se fossero 3 caselle, cominciando da in alto a sinistra. Sì. Quindi come se cambiasse angolo ad ogni mossa. sì. Quindi nella seconda riga comincia da in basso a sinistra, Sì. in alto a sinistra e nella terza vignetta da in alto a destra. Quindi nella terza parte da. Sì, ho capito. E quindi nella terza deve Sì, una cominciare, certa simmetria c'è anche. deve cominciare da in basso a destra. Sì, c'è un po', questa è un po' più complicata. Io noto che sta un po' sudando. Vediamo il prossimo, non so se ce la facciamo. Ma Forse sì, dai, tanto forse chi sì. presenta il telegiornale? Tu. Segulotta. Ah, beh, insomma, Vediamo un po' di tempo dai, per. Vediamo la prossima. Oh, ma ancora peggio c'ho. Ma questa poi. Allora, vabbè. Io sono imbarazzato quando devo preparare, perché qualche volta mi dici, per esempio il primo, scusa, di quelli dell'assestito, mi hai detto tremendo quella, e gli altri due li hai risolto, insomma, uno bene e uno con l'aiutino. Ma c'è. Allora, Per fortuna non si sente così. La D. la D. Beh, ma perché la D? Ah no, perché. No. Allora, vediamo un po'.
Nella prima riga ci sono due punti neri, due punti e due cerchi, allora, diciamo i cerchi, 2, poi 3, poi 2. Sì. Nella seconda 4, poi 2, poi 2. E nella terza 2, 1. Sì. Non è che, per esempio, nella prima riga può sembrare che nella terza coppia il primo, ma non è così. Guarda, i cerchi viene solo quello che è confermato in tutti e due. Cioè quello in basso? Vedi, nella prima riga, nelle prime due caselle, la prima Quindi- riga in alto, Sì, ci sono due cerchi sia nella prima che nella seconda quello casella. nella parte, quello centrale in basso, diciamo, anche se non è corretto. E quindi, sì, anche nella seconda riga, Sì, la terza sì, casella, solo quello che è confermato nelle prime Quindi due. o è la E o è la F. Allora, no, c'è solo un pallino confermato nella terza riga. Nella terza riga ci sono nella prima due pallini, e nella due cerchi, Sì, sì. e nella seconda vignetta un cerchio, ma di confermato c'è solo uno. Parliamo del cerchio grande, insomma, diciamo così. Sì. Quindi o è la E o è F. Aspetta, non so se posso spostarmi per il microfono, posso spostarmi? Non so se posso venire qui. Tanto scusa. ormai. Eccoci, allora questi due, Sì, uno è confermato sì. e quindi quello va mostrato, questo non è confermato. Come da qui a qui, Ok. questi due sono Ah, confermati quindi la E. e quindi viene E. E per i puntini funziona la stessa cosa. Cosa c'è confermato? Vedi, di questi due viene confermato solo questo. Sì, e, però- e questo non è confermato. Non è confermato, da questo. quindi solo la E. solo la E. Ecco, Questi non mi piace tanto. questi non gli piacciono. Siamo oltre. Siamo oltre. Grazie, ci vediamo alla prossima. Lui risolve così, quando non gli piace siamo oltre. Va bene, grazie a tutti. Grazie, ci Divertitevi, qua c'è il sito mensa.it, potete trovarli. Sì, sarò sicuramente... A te ho fatto i più difficili. Va bene, adesso non siamo più in onda, potevo dirlo. Siamo ancora in onda. Ci vediamo alla prossima. Grazie a Giorgio Dendi. Domani alle 18 torniamo. Torniamo, benissimo, ci sarò. Ciao a tutti.